Buonasera cari amici e cari amiche, stasera vi racconto un aneddoto. Mio padre quando era ragazzino frequentava la campagna intorno ad Olbia e un giorno capitò in uno stazzo e si invaghì di una ragazzina. Mio padre frequentava una compagnia di burloni molto goliardici e dunque i genitori, ma soprattutto i fratelli più grandi di questa ragazzina, una sera lo presero e gli dissero: Ascuma, sciumè, arreca li manni pal piaceri, che tradotto significa facci parlare con i grandi della tua famiglia, perché tu evidentemente non ci dai tutto questo affidamento, non ci sembri così affidabile. E dunque mio padre, che era un burlone, prese alla lettera questo avvertimento, chiamò uno dei suoi amici più alti che aveva, il suo amico carissimo si chiamava Nenni Giagnoni, era alto, se non ricordo male, 1,90 m ed era anche abbastanza corpulento nonostante l'età. Quindi si presentò nello stazzo di questi signori e disse loro: Ecco qua, questo è il più manno che abbia avuto. Questo è il più grande che ho trovato. Ovviamente vi lascio immaginare l'uscita che ne fece mio padre da quello stazzo. In gallurese si dice lisciuta di la pulvara. Lo mandarono via, naturalmente. Perché questo aneddoto? Che cosa significa arre Calimanni? Arre Calimanni ovviamente significa, cioè, facci parlare con persone che siano più affidabili di te, più convincenti, che abbiano più esperienza, in una parola, che siano più autorevoli. Cosa c'entra tutto questo con la campagna elettorale delle elezioni regionali? C'entra moltissimo, perché magari adesso si spera che sia finita la passerella di tutti quei grandi che arrivano dal continente a sponsorizzare i loro pupilli in Sardegna e ci sono passati tutti, è venuto Toninelli di 5 Stelle, è venuto Silvio Berlusconi, è venuto il ministro degli interni ed è venuto persino il governatore del Veneto, Zaia, a dirci che cosa dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, che cosa sarebbe meglio e quanto sono stati bravi loro a farlo prima di noi. Allora, io voglio esprimere una speranza. Iniziamo a confrontarci, iniziamo a parlare fra di noi, iniziamo a parlare dei problemi veri del territorio. Non abbiamo bisogno che vengano da fuori a dirci che cosa dobbiamo fare, perché lo sapete una cosa, che gli uomini e le donne della Sardegna sono già grandi. Noi siamo qua.